Alleluia, alziamoci in piedi per adorare il nome del nostro Re che vive. Alleluia, oggi è giorno di festa, oggi è giorno di gioia. Alleluia, innalziamo il nome del nostro Re Gesù. Alleluia, dichiariamo insieme: grande impotenza tu sei, grande impotenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è, dichiara come te Signore, luce nel buio tu sei, luce nel buio tu sei, e vita nel lutto tu dai. Possiamo iniziare da capo, dichiariamo insieme: grande impotenza tu sei, Signore. Grande impotenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Vita, luce nel buio tu sei, e vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, così con le mani. Il Redentore, grande impotenza sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande impotenza sei Dio, sei Dio. Alleluia, tu sei l'unico e vero solo Dio. Ti adoriamo Gesù, tu sei grande impotenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, e vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande impotenza sei Dio. Dichiara: sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande impotenza sei Dio, sei Dio. Tu sei Dio, tu sei Dio. E allora dichiariamo insieme che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, se Dio è per noi, ad alta voce, se Dio è per noi, se Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ancora una volta, se Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte,
forte, Egli è di sopra di ogni altro, il Redentore. grande potenza. Sei Dio, sei Dio, il nostro Dio è grande, Il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni, alto, il Redentore. grande potenza. Sei Dio, sei Dio, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, Chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? se Dio è per noi, chi mai ci se Dio, se Dio è per noi, Chi sarà contro di noi? se Dio è per noi, Chi mai ci fermerà? se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, non c'è un altro, il Redentore. Sei Dio, tu sei Dio, il nostro Dio è grande, Egli è al di sopra di ogni, il Redentore. Ti invito a fare così, alza la tua mano in questo momento. Se Dio è per me, chi sarà contro di me? Ripeti. Se Dio è per me, chi sarà contro di me? Più forte, dichiara: se Dio è per me, Dio è per me, chi sarà contro di me? Adesso girati verso il tuo fratello. Se Dio è per te, chi sarà contro di te? se Dio è per te, chi sarà contro Ancora una volta. Se Dio è per te, chi sarà contro di te? Dio è per te, chi sarà contro di te? E adesso prendi la mano del tuo fratello e di: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per la sua chiesa, chi sarà contro la chiesa di Dio? Se Dio è per la sua chiesa, chi sarà contro la chiesa di Dio? Chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, Chi sarà contro di noi? se Dio è per noi, se Dio è per noi, Chi sarà contro di noi? se Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. E la Chiesa dichiara: il nostro Dio è grande. Sei Dio, ancora una volta. Sei Dio, il nostro Dio è forte, il Redentore, grande in potenza. Sei Dio, tu sei Dio. Alleluia, alleluia, più forte, più forte, più forte. Chiudiamo i nostri occhi, grazie Signore. Grazie perché sei sempre con noi, grazie per questa sera. Grazie per il privilegio, per l'onore di poter adorare Te, Signore. Grazie perché ci hai messo in una croce per noi, Signore. Grazie perché ci hai scelti, Signore, come figli, come amici Tuoi, Signore. Ricevi la nostra lode questa sera, la nostra adorazione, Signore. Come hai sempre fatto, non guardare i nostri difetti, Signore. Non guardare ciò che non va bene in noi, ma ciò che Tu vuoi che noi diventiamo, Signore, nelle Tue mani. Perché noi riconosciamo e sappiamo che Tu sei il Re della nostra vita. Tu sei il Re della nostra vita. Tu sei il Re della nostra casa, papà. Sei Tu, Signore. Solo Tu, Signore. Solo Tu, Signore.
sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re, sei il Re, Oh, perfetto, perfetto. oh perfetto e unico Dio, tuo nome è inspiegabile, tuo regno ineguagliabile, Meraviglioso, meraviglioso e coronato siedi sul trono di vittoria, vestito di per gloria. i secoli. Per i secoli dei secoli, il tuo regno si stabilirà, Dio di gloria, Dio di onore, Dio di ogni adorazione. Tu sei il Re, 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 tu sei il Re. Tu sei Re, tu sei Re, magnifico Re, sopra ogni cosa tu sei Re, Santo. Noi ti adoriamo in ogni tempo noi ti adoriamo. Noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, ricevi la lode, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, ricevi la lode, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, Ricevi la lode, noi adoriamo, la Chiesa adora, la Chiesa adora, la mia Church adora, 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 perché tu sei il Re, 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 il Re amato, noi adoriamo il tuo nome, 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 ricevi la lode, noi adoriamo il tuo nome, adoriamo, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo, noi adoriamo, 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 adoriamo. Niente di noi, tutto per te, noi adoriamo, niente di noi, tutto per te, noi adoriamo il tuo nome, oh Re, niente di noi, tutto per te, noi adoriamo il Re. Alleluia, alleluia, alleluia. Con la tua voce, con il tuo cuore, con la tua mente.
Dichiara tutto ciò che hai dentro a Lui, il Salvatore del mondo, il Salvatore del mondo, il Salvatore del mondo. Non perché meritiamo, ma perché Lui è amore e ha versato tutto su di noi tutto questo amore. Su quella croce ha versato il suo sangue per renderci perfetti davanti a Lui. Tu sei Re, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re. Sei degno, solo tu sei degno. La mia croce hai preso perché potessi vivere nella tua libertà. Ora appartengo a te e canterò della tua bontà per sempre. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. La mia vergogna hai preso, mi meraviglio nel tuo infinito amore. La grazia tua non finirà e canterò della tua bontà per sempre. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. E degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Tu sei degno, tu sei degno. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui.
Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Solo tu, Gesù, Gesù. Tu sei degno. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode, degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode, degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, nome sopra ogni nome. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni. Degno è il tuo nome, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Solo tu sei degno, Signore. Degno, degno, degno. Solo tu sei degno. Solo tu sei degno. Degno. Solo tu sei degno, Signore. Degno, degno. Oh,
tuo nome è più grande, tuo nome è sopra i troni e i domini, governi e i poteri, il tuo nome. Oh, tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e i poteri, il tuo nome è al di sopra di e gli angeli clamano santo, tutta la creazione esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta, il tuo popolo canta, santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta, santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre, tu sempre sarai santo per sempre, tu sempre sarai, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Dichiara ancora una volta, tu sempre sarai, tu sempre sarai, per sempre, sempre, santo, 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 santo per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Ancora una volta dichiara il nome dell'Eterno è sempre santo, 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 santo per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Alleluia. Tu sei santo, 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 santo. Una volta santo, due volte santo, tre volte santo, santo, santo. La tua chiesa canta santo, il tuo popolo canta santo, la natura canta santo, santo, ogni essere vivente canta santo, 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 santo. Santo, 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 santo.
santo Alleluia. per sempre è il nostro Signore Gesù. E in questa serie in particolare noi siamo qua per celebrare e attraverso questa celebrazione annunciare, dichiarare quanto santo e perché santo è il nostro Signore Gesù. Perché Lui un giorno ha deciso di donare la sua vita per noi. E attraverso questi alimenti della Santa Cena, in questa serata, noi ricorderemo quello che Gesù ha fatto per noi. Voglio invitare i nostri operai che serviranno la Santa Cena. Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 22. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò, lo diede a loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie, lo diede a loro e tutti ne bevvero. Ed egli disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con un cuore sincero e con piena certezza di fede. Quello che noi faremo questa sera è un sacramento, è un memoriale, che è qualcosa che Gesù ci ha chiesto di fare quel giorno. Ricordare la sua morte e la sua risurrezione attraverso questo pane e questo succo. Ma per noi questo è il modo più pratico e più reale di avvicinarci a Dio, attraverso questo sangue che Lui ha versato per noi, purificandoci dai nostri peccati, e attraverso questo corpo che Lui ha strappato per noi, per aprire la strada verso questo incontro con Dio. Quindi tu che sei stato già battezzato nelle acque e che sei in comunione con la Chiesa, non con questa Chiesa ma con la Chiesa di Dio, e questa sera prenderai questa Santa Cena, oggi hai una possibilità, un'opportunità unica di avvicinarti veramente ad avere un incontro con Dio attraverso questo sangue, attraverso questo corpo. Che Dio possa benedirti attraverso questa Santa Cena, che Dio possa rivelarsi a te attraverso questa Santa Cena, che Dio possa abbracciarti attraverso questa Santa Cena, e che tu possa in questo momento discernere veramente, intendere veramente quello che il tuo Signore Gesù ha fatto un giorno per te e che giorno dopo giorno rinnova nella tua vita la possibilità di avere un incontro con il Padre. Amen. Signore Gesù, in questo momento prenderemo questa Santa Cena come tuo ordine, come tuo comandamento, come sacramento, come celebrazione di ricordo a quel giorno meraviglioso in cui tu ti sei donato per noi, prendendo su di te tutte le nostre colpe, le nostre iniquità, facendo sì che noi potessimo accedere a quell'incontro unico, vero e prezioso con il Padre. Benedici questi alimenti affinché quando entreranno in noi possano avere un effetto di riconciliazione e avere quell'effetto che ci porti vicino a te. Nel nome di Gesù, Signore, facci sentire abbracciati da te attraverso questi alimenti. Fai, Signore, che le nostre ferite spirituali vengano curate. Fai, Signore, che noi possiamo approssimarci sempre di più al tuo trono di grazia.
attraverso questi alimenti, Signore, noi oggi annunciamo con la nostra vita che Tu sei morto, sei risorto per noi e attraverso questa morte e resurrezione ci hai aperto la strada verso la vita eterna. Per questo noi Ti ringraziamo e Ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù. meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Dichiara: sia esaltato ora, sia esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sia esaltato ora nei cieli, Mentre la tua gloria è qui, solo tu, Gesù, sei degno. nomi sopra ogni Sia esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui, solo tu, Gesù, sei degno. nomi sopra ogni Sia esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui, solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sia esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nome sopra ogni nome. Sia esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome, meriti ogni lode. E degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù, meriti ogni lode. Degno è il tuo nome. Solo tu, Gesù, solo tu, Gesù. Solo
Gesù sei degno. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei nome sopra ogni nome. Sei esaltato ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei nome sopra ogni nome. sei esaltato Ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno, nomi sopra ogni nome. sei esaltato Ora nei cieli, mentre la tua gloria è qui. Solo tu, Gesù, sei degno. degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode, degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù. Meriti ogni lode, Degno è il tuo nome, degno è il tuo nome, Gesù. meriti ogni Ogni lode, degno è il tuo nome. E allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, tutti insieme come uni in Cristo, facendo parte di questo corpo, prendiamo il corpo che Gesù ha dato per noi. E dopo la cena alziamo questo calice e beviamo questo succo che per noi rappresenta il sangue che Gesù ha versato per noi. La morte hai vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitaste e vivo sei. Sei invincibile, ineguagliabile,
La morte hai vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasti e vivo sei. Sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte hai vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasti e vivo sei. Sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte hai vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasti e vivo sei. Sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per un'altra santa cena alla tua presenza. Ti ringraziamo per quello che ci stai facendo vivere questa sera e ti ringraziamo, Padre, per quello che un giorno hai fatto per noi affinché oggi potessimo essere qua. Continua a benedire la tua Chiesa, non soltanto attraverso questi alimenti, ma con la tua presenza, giorno e giorno nella nostra vita. Vogliamo glorificarti, vogliamo adorarti, vogliamo innalzare il tuo nome bellissimo, nome al di sopra di ogni altro nome santo, onnipotente, nome in cui c'è tutta la gloria della creazione,
nome in cui c'è la gloria della nostra vita e della nostra salvezza. Che sempre tu possa manifestarti, rivelarti a noi, fare scendere su di noi la tua gloria e la tua presenza, come questa sera hai fatto ancora una volta in questa chiesa e nei nostri cuori. Che sia benedetto il tuo nome, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 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 Gloria a Dio per un'altra santa cena. Voglio approfittare che siete già quasi tutti in piedi. Chi non è in piedi gli chiedo di alzarsi un'ultima volta, per piacere. Faremo in questo momento un tempo di decime, di offerte, per te che hai portato la tua offerta, la tua decima, la tua primizia, ciò che Dio ha messo nel tuo cuore di portare con gioia in questa casa questa sera per il mantenimento di quest'opera, ma non soltanto per il mantenimento di quest'opera. Noi crediamo nelle offerte, soprattutto nelle decime, come una forma di adorazione a Dio, in cui dichiariamo che Lui è al primo posto del nostro cuore. Quindi se questa sera vuoi adorare Dio in questo modo, sei benvenuto a portare la tua offerta, la tua decima attraverso la cassetta. Là dietro ci sarà una tesoriera che ti può aiutare col POS se vuoi fare un'offerta in questo modo, attraverso il bancomat, la carta. Come sempre non è per chiedere più soldi, semplicemente sappiamo che oggi come oggi in pochi girano con monete, con banconote, quindi accettiamo anche i 50 centesimi attraverso il bancomat, non c'è nessun problema. Preghiamo perché queste offerte possano salire a Dio come un'adorazione gradita a Lui e che possano essere usate al meglio affinché quest'opera possa continuare a fare pienamente la volontà di Gesù, facendo discepoli in questa terra. Padre, nel nome di Gesù portiamo in questo momento a Te ogni nostra decima, ogni nostra offerta, ciò che abbiamo già preparato fin dalle nostre case, ciò che durante l'inizio di questo adorarti Tu hai messo nel nostro cuore di portare a Te. Benedicile, Signore, rendile consacrate come la migliore adorazione che possiamo offrire a Te questa sera, e fai in modo, Padre, che possano essere usate al meglio per il Tuo regno, affinché attraverso quest'opera, attraverso questa chiesa e attraverso le persone qua presenti possiamo sempre di più raggiungere l'obiettivo e il proposito della nostra salvezza, fare discepoli e glorificare così il Tuo nome. Benedici ognuno di noi, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Signore Gesù, che attraverso il ministero della tua parola oggi tu possa parlare a noi, la tua Chiesa, i tuoi figli, i tuoi amici, la tua sposa, per condurci sempre più vicini a vivere quello che tu hai per noi e a farci vivere nel modo in cui tu vuoi che noi viviamo. Benedici la nostra vita, benedici i nostri cuori, benedici la nostra crescita come cristiani, alla tua presenza questa sera attraverso questa parola, che tutto possa venire unicamente da te e niente da me. Per questo io ti prego nel nome del nostro Signore Gesù. Amen. Amen. Isaia capitolo 43, versetto 19. Dicevo, Isaia capitolo 43, versetto 19, un testo abbastanza conosciuto della parola di Dio, è una profezia che noi troviamo all'interno del libro dei profeti Isaia, in cui Dio dice: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscete? Sì, io aprirò una strada in mezzo al deserto, farò scorrere fiumi nella steppa. In queste ultime settimane, come ho detto anche la settimana scorsa, ho portato alcune parole, alcuni messaggi che non sono propriamente una serie di prediche, ma che tutti quanti sono collegati da una linea tematica. Ho parlato di risveglio, di cosa impedisce il risveglio. Abbiamo visto che ciò che più di tutto impedisce il risveglio oggi nella Chiesa è il peccato. E successivamente abbiamo visto come Gesù ci ha liberato dal peccato attraverso il ministero della riconciliazione. La settimana scorsa ho parlato di come possiamo quindi avvicinarci a Gesù, o meglio che è importante avvicinarci a Gesù, entrare per quella via nuova e vivente e andare quindi all'incontro con il Padre, perché noi possiamo oggi essere chiamati figli di Dio attraverso questo ministero della riconciliazione. E anche oggi voglio proseguire con un'altra parola che ha in qualche modo un filo logico, tematico, inerente a quella delle ultime settimane, perché in tutte le ultime 3-4 prediche ho citato un versetto che ho voluto leggere anche prima durante la celebrazione della Santa Cena, che tra poco leggeremo di nuovo. Questo versetto in cui nella lettera agli Ebrei ci parla di questa via nuova e vivente. E questa profezia in realtà del profeta Isaia è una profezia, come si chiama, con doppio riferimento. Io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella steppa. Perché doppio riferimento? Perché quando Isaia ha dato questa profezia si riferiva in realtà letteralmente a quello che il popolo di Israele avrebbe vissuto, l'uscire dall'esilio che gli assiri avevano dato al popolo di Israele in quel periodo lì, e ritornare poi nella Giudea, nella loro patria, in Israele. Ma è una doppia riferimento, perché questa profezia non si limita a parlarci del popolo di Israele, del passato, quanto più ci vuole parlare di qualcosa per noi oggi. Questa via che Gesù, che Dio avrebbe aperto nel deserto, è questa via di cui io voglio parlare questa sera. La lettera agli Ebrei, capitolo 10, dal versetto 19 al versetto 22, dice così, l'abbiamo letto prima: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nel deserto, quella via nella steppa, quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi
attraverso la cortina, attraverso il velo del Tempio, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Israele, avviciniamoci con un cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori lavati di quel lavaggio che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Come ho detto, oggi voglio parlare di questo concetto, che è un concetto molto ricorrente all'interno della parola di Dio, che è questa via in cui noi possiamo entrare. La via è, come ho detto, è un modello, è un termine che noi troviamo spesso, soprattutto nei Vangeli, ma non solo nei Vangeli, anche nell'Antico Testamento. Pensate che i primi cristiani non venivano chiamati cristiani, quello avvenne solo successivamente, quando la Chiesa di Cristo raggiunse la città di Antiochia, ma fino ad allora i cristiani non venivano chiamati cristiani, venivano chiamati seguaci della via. Quando noi vediamo la conversione di Paolo nel capitolo degli Atti degli Apostoli, il capitolo comincia dicendo che Paolo aveva ricevuto delle lettere dai capi della sinagoga per andare a perseguitare, a mettere in carcere, in prigione i seguaci della via. Perché noi siamo conosciuti, o quantomeno eravamo noi cristiani conosciuti come i seguaci della via? Prima di tutto io credo che ci sia un motivo molto simbolico, o quantomeno due motivi molto simbolici per i quali noi siamo quelli sulla via. Perché la via, l'essere sulla via, l'essere sulla strada, sul cammino, ci dà l'idea che noi siamo in movimento. Se noi andiamo per strada, se noi siamo sulla via, non è per stare fermi. Per stare fermi ci sono le sedie, ci sono le panchine, i divani, i letti. No, se noi siamo per strada è perché noi siamo in movimento. E questo, come cristiani, è quello che noi dovremmo fare. La Chiesa di Cristo è nata per essere una Chiesa in movimento, una Chiesa che fa, una Chiesa che si opera e che si adopera per il regno dei cieli, una Chiesa che predica il Vangelo, che evangelizza, che fa del bene, che fa opere sociali, che utilizza i doni, i talenti che Dio ci ha dato attraverso lo Spirito Santo per muovere questo mondo e portarlo a Cristo. Quindi questa via ci dà questa idea di movimento che noi cristiani quantomeno dovremmo avere. Diciamo spesso, Dio non ci ha chiamato per essere solo unicamente qua in chiesa il sabato sera seduti ad ascoltare uno che parla e 5-6 che cantano. Dio ci ha chiamato per essere in movimento, per fare la sua opera, per andare per il mondo, andare, non stare fermi nel mondo, ma andare per il mondo, muoversi per il mondo e fare discepoli, suoi discepoli. Quindi la via ci indica qualcosa di movimento, ma non solo movimento. La via ci indica anche che noi siamo in una direzione. Se noi stiamo andando su una via, stiamo andando in una direzione. E la direzione verso cui i cristiani vanno è questo incontro con Dio, questo incontro che è stato inaugurato attraverso il sacrificio di Gesù, con il suo sangue che ha lavato i nostri peccati e con il suo corpo che si è strappato aprendo quel velo del Tempio che oggi ci permette di andare a avere un incontro con il Padre. Quindi la via ha questo simbolismo, ma in realtà la via, noi cristiani eravamo conosciuti per questo nome, i seguaci della via, non soltanto per il simbolismo della via, ma perché questo concetto era un concetto che già era stato tramandato ai discepoli fino dall'antichità, fino dall'Antico Testamento. E oggi attraverso soprattutto il profeta Isaia noi vogliamo andare a vedere alcune delle caratteristiche di questa via. Alcune caratteristiche che ci faranno vedere come camminare su questa via, come è questa via e che cosa aspettarci da questa via. E come primo punto io vorrei andare a leggere insieme a voi dal libro del profeta Isaia, appunto, capitolo 35, versetto 8. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa.
nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli che la seguiranno, per quelli soltanto, e anche gli insensati non si potranno smarrire. La prima caratteristica di questa via sulla quale noi siamo, questa via che Gesù ha aperto affinché noi potessimo andare a vivere questo incontro con il Padre, è che questa via è una via santa, è una via separata, è una via riservata a coloro che ricercano la santificazione, che vogliono vivere la santificazione. Non è per tutti, qua c'è scritto, essa sarà per quelli che la seguiranno e per quelli soltanto. Fratelli, la via che Gesù ha aperto per noi non è una via per tutti, è una via per coloro che desiderano vivere la santificazione, e soltanto questi possono entrarvisi. Per questo Gesù, affinché questa via fosse aperta, ha dovuto versare il suo sangue su quella croce. Perché il sangue di Cristo, come lo chiama l'Apostolo Pietro, il prezioso sangue di Cristo, ha purificato i nostri peccati, ci ha lavato dai nostri peccati. Se non ci fosse stato quel sangue, questa via non si sarebbe mai aperta. Perché su questa via soltanto coloro che ricercano la santificazione, quella santificazione che è stata possibile attraverso il lavaggio del sangue di Cristo, questa via non sarebbe stata aperta. E allora che cosa dobbiamo fare per vivere questa santificazione? Come prima cosa, come punto principale della nostra santificazione, noi dobbiamo ravvederci dai nostri peccati quotidianamente. E so che è un argomento che spesso sentiamo dire in chiesa, però posso dirvi una cosa: gloria a Dio che spesso sentiamo parlare di questo. Gloria a Dio, perché il ravvedimento è la base della nostra vita cristiana. Non c'è un inizio di camminata cristiana se prima non c'è un ravvedimento. Non c'è un battesimo vero, efficace, se prima non c'è un ravvedimento dai peccati. Oggi abbiamo finito la settimana scorsa il discepolato per il battesimo. Ci saranno al momento 6 persone che il 19 luglio non ho presentato l'avviso. Non so se vuoi mettere l'avviso velocemente qua. Il 19 luglio, tra 2 domeniche, faremo i nostri battesimi al lago di Garda, a Sirmione, la località in cui li facciamo tutti gli anni. Dalle 9 di mattina saremo lì per compiere questo atto che Gesù ci ha chiesto di fare, battezzare persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi invito tutti quanti voi, tutta la Chiesa è invitata, avviseremo sul gruppo in queste settimane, passeremo lì tutta la giornata, un momento di festa, di gioia, rallegrandoci della salvezza dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. E questo è anche un invito, un'esortazione che voglio fare a tutta la Chiesa, di pregare per la vita di questi nostri fratelli, queste nostre sorelle, perché mancano 2 settimane. Sappiamo che quando le persone si avvicinano al battesimo, le cose cominciano a farsi un po' difficili, no? Il nemico cerca di attaccare, il nemico cerca di togliere il fuoco di queste persone dal battesimo, cerca di fargli cambiare idea, e quindi come Chiesa preghiamo per loro perché possano rimanere saldi fino a quel giorno, che niente venga a farli cambiare idea, ma che arrivino lì pronti, sicuri, certi di quello che stanno facendo. Posso contare sulle vostre preghiere, non io ma loro, questi nostri fratelli e sorelle che si sono iscritti e che tra 2 settimane si battezzeranno. E come stavo dicendo, non c'è un battesimo efficace senza prima un ravvedimento. Perché come abbiamo ripetuto nel discepolato e come spesso diciamo, fratelli, il battesimo di per sé non salva nessuno. È vero, la Bibbia ci dice che chi sarà battezzato sarà salvato. Sì, ce lo dice, perché è un processo che dobbiamo seguire. Il battesimo fa parte di questo processo, ma se prima non c'è una scelta vera nel nostro cuore, una decisione vera nel nostro cuore, il battesimo non sarà altro che un tuffo dentro il lago e niente di più. E questa scelta parte da un ravvedimento. Parte da questo desiderio di voltarsi indietro dalla nostra vecchia vita e cominciare a vivere in un modo nuovo, a vivere per Cristo. Questo è il ravvedimento. Fratelli, non c'è una camminata cristiana senza prima un vero ravvedimento. Che cos'è il ravvedimento? È voler vivere veramente per Cristo.
voler seguire veramente quello che Cristo ci chiede di fare. Fratelli, qual è questa scelta, qual è questa decisione che deve avvenire prima del battesimo? Non è credere in Gesù. Non è questa la decisione, non è questa la scelta, perché la Bibbia ci dice che anche Satana crede in Gesù, anche i demoni credono in Gesù e tremano alla sua presenza. Non è credere in Gesù la decisione che dobbiamo prendere nel nostro cuore. È quello che abbiamo letto la settimana scorsa, quando 4 persone sono uscite qua davanti dichiarando Gesù come Signore della loro vita. Quello che c'è scritto in Romani 10:9. Se con la tua bocca avrai dichiarato Gesù come Signore e nel tuo cuore avrai creduto che il Padre lo ha risuscitato dai morti, allora sarai salvato. La decisione, la scelta che dobbiamo prendere non è credere in Gesù, è credere in Gesù come nostro Signore. E fratelli, se noi intendiamo che cosa significa questo, capiamo che non è così facile. Perché credere in Gesù come nostro Signore significa, come abbiamo dichiarato prima nelle canzoni, nelle lodi, che Lui è Re. Lui è il Re sulle nostre vite. E che cosa facevano i re? I re davano una legge e i sudditi dovevano rispettare questa legge. Allora, se noi vogliamo veramente dichiarare che Gesù è Signore sulla nostra vita, dobbiamo capire che noi dobbiamo vivere secondo la legge che Gesù ci ha dato, secondo quella legge che Cristo ci ha spiegato bene in Matteo 5, 6, 7 e in tutti i Vangeli e poi nelle lettere. Questa è la legge che Gesù ci ha dato e noi dobbiamo vivere conforme a questa legge. È vero, non è la legge che ci salva, non sono le opere della legge che ci salvano, ma se noi siamo salvati dobbiamo vivere conforme a questa legge. Perché se noi dichiariamo che Gesù è il Re della nostra vita, è il Signore della nostra vita ed è questo che ci salva, se noi vogliamo veramente dire questo, dichiarare questo, dobbiamo capire che non è che perché è il Re a noi basta venire in chiesa il sabato sera e dire tu sei Re, tu sei Re. Non è questo quello che si aspetta Gesù. Proprio questa sera mi sono inginocchiato a pregare lì dove c'è Fernando prima del culto e ho cominciato la mia preghiera dicendo Dio unico, e appena ho detto queste parole mi sono fermato e ho detto ma cosa sto dicendo? A Dio non interessano le mie belle parole. A Dio non interessa che io lo esalti in questo modo qua, se dopo, al di fuori di questa preghiera, non vivo quello che sto dicendo. Non è il dire, non è il dichiarare tu sei Re, non è il dichiarare tu sei Signore della mia vita, è vivere questo, e vivere questo significa avere un vero ravvedimento nella nostra vita e cominciare a camminare come Gesù vuole che noi camminiamo, cominciare a seguire i comandamenti che Lui ci ha dato da seguire. I principi, i valori, le istruzioni, i consigli, ciò che Lui ci ha detto di fare. Questo è praticare un vero ravvedimento, vivere come Lui vuole che noi viviamo. La via santa è la via per coloro che vivono questo o che desiderano veramente vivere questo. È la via separata per coloro che sono separati. Essere santi, fratelli, essere santi di per sé, letteralmente, non significa essere perfetti. Quando noi diciamo che una persona è santa o usiamo questa parola, la prima cosa che ci viene in mente è perfezione. Perché ci viene in mente questo? Perché Dio è santo, santo, santo e Lui è perfetto. Ma la parola santo, come molti di voi sanno, non significa essere perfetti. La parola santo significa essere separati, essere messi da parte, o ancora più bello, non essere di uso comune, ovvero non tutti possono usarsi di me se io sono santo. Satana non si può usare di me se io sono santo. Il mondo non si può usare di me se io sono santo. Il peccato non ha potere su di me se io sono santo. L'unico che può usarsi di me, l'unico che ha potere sulla mia vita è Dio. Questo significa essere santi. E è chiaro
che quando noi viviamo la santità, diciamo, e non solo diciamo, ma viviamo l'essere separati, viviamo questo che soltanto Dio ha potere su di me, che soltanto a Lui servirò, noi cerchiamo di non peccare. Noi cerchiamo di allontanarci dal peccato affinché il peccato non ci renda schiavi di nuovo, affinché il peccato non si usi di noi, affinché il nemico non si usi di noi. Questa è una logica conseguenza, ma l'essere santo non è l'essere perfetto, è essere di uso solo di Dio, esclusivo di Dio. Questo è quello che Dio ci richiede, e chi cammina su questa via, chi cammina sulla via santa, è colui che ha vissuto un vero ravvedimento, che è tornato indietro dai suoi peccati, che ha cancellato la sua vecchia vita. Ecco, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove, sono veramente nuova creatura, vivrò veramente per Cristo, mi comporterò veramente come Lui vuole che io mi comporto, seguirò pienamente i Suoi comandamenti, la Sua legge sarà sempre sulla mia bocca. Questo è quello che noi dobbiamo vivere se siamo santi. E chi è così cammina su questa via. La via santa è la via riservata a coloro che vogliono veramente essere di Cristo e vivere per Cristo. La seconda qualità, caratteristica di questa via, che ci indica come è questa via, la troviamo in Isaia, il capitolo 42, versetto 16. Questa via è la via sicura. Dio dice: farò camminare i ciechi per una via che ignorano. Li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce. Renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Questa via sulla quale Gesù vuole che noi camminiamo è una via sicura. E se leggiamo la prima parte, no, di questo testo, di questo versetto, sembra quasi una cosa brutta, no, che Dio dice: farò camminare ciechi per una via che non conoscono. Immagina tu di essere cieco su una strada che non conosci, non sapresti dove andare, non conosci la strada. Dio, che cosa stai facendo con me? Mi metti a camminare su una strada che non conosco e io non posso neanche vedere, non ho intendimento di dove sto andando. Ma poi Dio continua dicendo: li guiderò per sentieri che non conoscono. E poi continua dicendo: io farò diventare piani i sentieri davanti a loro e le tenebre le trasformerò in luce. La via sulla quale Gesù ci vuole condurre è una via sicura, perché è una via al suo lato. In che modo noi possiamo stare sicuri in questa via? In che modo Lui ci può guidare in questa via, fratelli? Questa è la risposta più banale, che forse abbiamo sentito tante volte, ma è la più vera. La sua parola è la lampada ai nostri passi. Le sue guide, le sue istruzioni, i suoi comandamenti sono la guida davanti a noi. Tante volte abbiamo pensato, abbiamo sentito dire che Dio ha dato i comandamenti fino dal tempo di Mosè per giudicarci, come se fossero dei test davanti a noi. Vediamo chi è bravo, vediamo chi può andare in paradiso, vediamo chi ce la fa a fare questo, vediamo chi non ce la fa. Fratelli, Dio non ha mai dato i comandamenti, né allora né oggi, come un test davanti a noi, come una prova di fede. Perché Dio ha dato i comandamenti per la preservazione del suo popolo, per mantenere in vita il suo popolo, per guidare il suo popolo. Ah, ma chi non compiva i comandamenti veniva punito, veniva corretto. Quante persone sono state malate perché non seguivano i comandamenti? Nel Nuovo Testamento c'è un episodio in cui c'è un uomo cieco e i discepoli di Gesù chiedono a Gesù: perché questo uomo è cieco? Perché i suoi genitori hanno peccato, perché lui ha peccato. Ovvero, chi peccava, chi non seguiva la legge, riceveva una correzione, riceveva a volte una maledizione sulla sua vita. E fratelli, in realtà però, se ci pensiamo,
questo non è diverso da come noi agiamo con i nostri figli. Quanti di noi hanno figli qua in chiesa? Quanti di noi hanno già detto ai nostri figli non fare questo? Almeno una volta nella vita. Vi è già capitato di dire non fare questo? E perché gliel'hai detto? Come un test, come una prova, vediamo se veramente è bravo. No, gliel'hai detto per il suo bene, perché sapevi che quello gli avrebbe fatto del male. È per questo che Dio ci ha dato questa legge, come guida, come preservazione, per dare vita a noi. Però quante volte è successo che il nostro figlio, quando gli abbiamo detto non fare questo, ovviamente ha fatto questo, no? Normale, classico. Era meglio non dirgli non fare questo, che magari non lo faceva. Già se gli dici non fare questo, lo va a fare solo per provare. E allora che cos'è successo dopo? Che magari noi lo abbiamo corretto, che l'abbiamo messo in punizione, in castigo. Ma perché abbiamo fatto questo? Perché gli vogliamo male? No, perché gli vogliamo bene, per insegnargli, per guidarlo, perché lui non conosce la strada che c'è davanti a lui. E noi che siamo un po' più grandi, con un po' più di esperienza, conoscendo un po' meglio la parola di Dio, sappiamo la strada che c'è davanti a lui. Lui è come un cieco su un sentiero che non conosce, e noi conosciamo quello che gli succederà. E quindi noi lo cerchiamo di guidare a nostro modo, attraverso dei limiti, attraverso a volte delle correzioni, ma solo per il suo bene. E nello stesso modo Dio fa con noi. Lui ci guida su questa strada che noi non conosciamo e che noi non intendiamo. E lo fa attraverso a volte comandamenti, a volte correzioni, ma non è soltanto attraverso la parola di Dio che Lui ci guida. Ciò che più di tutto lo Spirito fa nella nostra vita è guidarci, e è guidarci parlando ai nostri cuori, è guidarci attraverso profezie, è guidarci attraverso sogni, attraverso visioni, attraverso quella voce che sentiamo nei nostri cuori, quella voce che la Bibbia descrive come una voce di molte acque. Oppa! Ok, solo là dietro, pensavo che era andata via anche questo. Quella voce che noi sentiamo come una voce di molte acque. Non so se voi avete mai sentito questa voce nei vostri cuori. Per me è la più grande prova, è la più grande conferma dello Spirito Santo. Io sono una di quelle persone che quando riceve una profezia o sente una profezia o un sogno, una visione o qualcosa, va subito a investigare la Bibbia per vedere se questa profezia può essere che veramente sia così oppure proprio non può essere. La Bibbia stessa ci chiede di esaminare le profezie. Ma ci sono alcune profezie che io ho già ricevuto, nelle quali non ho avuto neanche bisogno di andare sulla Bibbia, perché sentivo la conferma dello Spirito Santo nel mio cuore. Sentivo quel rumore come di molte acque, sentivo non so come spiegare. Se qualcuno ha già vissuto questo sicuramente lo sa. Io non saprei come spiegare a parole la conferma dello Spirito Santo, questa cosa che mette nel nostro cuore. Sta di fatto che di quelle profezie, che non sono state tantissime, in cui lo Spirito Santo subito ha confermato nel mio cuore, fino a oggi soltanto una ancora non si è avverata. Ma in nome di Gesù spero che quel giorno arrivi presto, perché è la salvezza della mia famiglia. Tutte le altre si sono già avverate. Lo Spirito Santo ci parla, ci guida, Dio ci guida attraverso la voce del suo Spirito. C'è un versetto bellissimo, sempre in Isaia, in cui Dio dice così: quando sarete su questa strada, su questa via che noi dobbiamo andare, camminare, e andrete su questa via a destra, oppure andrete a sinistra, sentirete una voce dietro di voi che vi dirà: questa è la via, cammina per essa. Questa è la voce dello Spirito Santo che ci guida su questa strada, che è una strada che noi non conosciamo, che è una strada per la quale non abbiamo intendimento, siamo ciechi, non sappiamo veramente quello che Dio ha per noi su questa strada. Ma lo Spirito Santo ci conduce, lo Spirito Santo ci guida affinché possiamo essere sempre al sicuro. Lui mai ci lascerà, Lui mai ci abbandonerà, finché camminiamo sulla via maestra, sulla via santa, sulla via sicura.
La terza caratteristica di questa strada. Isaia 55, versetti 8 e 9, ci parlano di una via che è superiore. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti sopra la terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Che cosa aspettarci su questa strada? La via del Signore è superiore alla nostra. E come abbiamo detto, noi siamo ciechi in questa via. Forse possiamo guidare i nostri figli per l'esperienza che noi abbiamo. Possiamo consigliarli come camminare, quale strada prendere oggi, qua, su questa terra. Ma la via del Signore noi non la conosciamo e non abbiamo intendimento per comprenderla appieno. Oggi noi magari preghiamo per ricevere qualcosa che ci sembra buono e Dio ci dice: no, ho qualcos'altro per te. La via del Signore è più alta della nostra. Quante volte ti è già capitato di pregare, di chiedere a Dio qualcosa? Dio, dammi questa benedizione, dammi questa guarigione, dammi questa liberazione, e Dio ti dice no. Ma perché è una cosa buona? E Dio ti dice no, perché i pensieri di Dio, la via di Dio è più alta della nostra. Ma dove ci portano le vie di Dio? Noi non possiamo arrivare da soli. Dove ci portano i pensieri di Dio, i nostri pensieri non possono arrivare. Io mi immagino gli apostoli, quando Gesù è stato preso dalle guardie dei farisei, è stato portato davanti a Pilato. Io mi immagino gli apostoli che ancora non avevano inteso, perché come noi anche loro erano ciechi in questa via, non avevano intendimento di questa via, e sicuramente avranno pensato: adesso succederà qualcosa, adesso succederà un miracolo, Gesù sarà liberato. Adesso arriverà un angelo e Gesù lo toglierà dal Sinedrio, lo toglierà dal giudizio di Pilato. E invece cos'è successo? Niente. Pilato l'ha portato davanti ai farisei e ha chiesto: chi volete salvare, Gesù o Barabba? E gli apostoli avranno pensato: dai, adesso tutti quanti così cambieranno idea e diranno: Gesù è il Signore, è il Salvatore, è il Messia, crediamo in Lui, da 3 anni camminiamo con Lui, sappiamo chi è. E che cosa dicono i farisei? Barabba, libera Barabba. Ma non è possibile. E vedono Gesù salire sul Calvario con quella croce pesante, e sale su quella croce. E dopo poco tempo lui esala l'ultimo respiro. E fino a quel momento i suoi apostoli che cosa avranno pensato? Mi immagino io: lui è il Messia, non può morire. Lui è il Cristo di Dio, è il Figlio di Dio, è colui che ci ha dato parole di vita eterna, è colui che ha moltiplicato pani e pesci, è colui che ha risuscitato i morti. Non può morire. Ma i piani di Dio, le vie di Dio, noi non le possiamo conoscere. Gesù è morto e gli apostoli si sono allontanati, sono stati dispersi. Ma Gesù è morto perché il proposito era qualcosa di molto maggiore, perché la via di Dio è una via superiore. A me piace tantissimo la storia dell'apostolo Paolo, quando si mette in cuore una cosa. Mi fa impazzire questa storia. Lui si mette in cuore di andare a predicare in Asia, di andare ad aprire chiese in Asia, e lui parte per questo viaggio missionario. Vado in Asia insieme al mio amico Sila, faremo una strage, apriremo chiese, cristiani che si convertiranno, porteremo risvegli in quella regione. Ma a un certo punto, chissà che cos'è successo. Forse avrà ricevuto una profezia, o forse avrà sentito quel rumore nel cuore, quella voce di molte acque di cui abbiamo parlato prima. E insomma, quello che ci viene relatato dagli Atti degli Apostoli è che Paolo non ha potuto andare in Asia perché lo Spirito Santo non gliel'ha permesso. E Paolo poteva pensare: ma Spirito Santo, che cosa stai facendo? Cioè, io sto andando per fare una cosa buona, non è che sto andando in Asia per provare tutti gli you can eat della Cina.
io voglio andare in Asia per evangelizzare persone, per aprire chiese, per fare cose belle, buone. Ma lo Spirito Santo gli ha detto no. E che cosa ha fatto lo Spirito Santo? Lo ha portato in una città chiamata Filippi. E lì Paolo ha predicato il Vangelo come sempre faceva. Ma appena ha aperto la bocca per predicare il Vangelo, hanno preso lui e Sila e li hanno condotti in prigione. E chissà che cosa poteva pensare Paolo dalla prigione. Cioè, io volevo andare in Asia, predicare il Vangelo, fare vivere un risveglio, Spirito Santo, battezzare persone, cose pazzesche, fuoco dal cielo, e mi ritrovo in prigione perché lo Spirito Santo mi ha fatto andare là. Ma le vie di Dio sono superiori alle nostre. E Paolo non lo sapeva, che quella notte in prigione, finché adoravano, le porte del carcere si sarebbero aperte. E Paolo non lo sapeva che in quel carcere, attraverso questa esperienza, un carceriere e tutta la sua famiglia sarebbe stata salvata. Ma ancora di più Paolo non lo sapeva che questo episodio fino a oggi esorta, risveglia e porta alla salvezza milioni e milioni di cristiani in tutto il mondo. E le vie del Signore sono molto più alte delle nostre. E forse noi pensiamo a che cosa potrebbe succedere domani, ma Dio sa che cosa succederà in futuro e prepara per noi una via più alta che oggi forse noi non comprendiamo perché siamo ciechi e questa via è buia per noi. Ma Lui ci promette una cosa: io sarò al vostro lato, non vi abbandonerò, spianerò la strada davanti a voi e quelle tenebre diventeranno luce. Io non vi lascerò, io non vi abbandonerò su questa via santa, questa via sicura, questa via superiore, più alta di quella che noi potremo vivere. Ti invito ad alzarti in piedi, andiamo verso la conclusione. Un'ultima caratteristica di questa via che noi troviamo sempre nel libro del profeta Isaia, il più grande tra i profeti messianici che ci hanno parlato di Gesù. Dice così, Isaia 40, versetto 3: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Questa via non è solo la via santa, non è solo la via sicura, non è solo la via superiore e non è solo una via per il nostro Dio. Questa via è la via del Signore, è la via di Dio, è la via di Gesù. E Gesù stesso ci ha detto in Giovanni 14: io sono la via. Lui è questa stessa via. Noi camminando su questa strada stiamo camminando in Cristo. E Gesù ci ha detto, Giovanni capitolo 15, dimorate in me e io dimorerò in voi. Volete vivere esperienze sovrannaturali? Dimorate in me. Camminate su questa strada. Purificatevi, perché c'è bisogno che noi siamo santi, siamo ravveduti. Vogliamo vivere il pentimento e la santità per camminare su questa strada. Purificatevi, avvicinatevi, vivrete esperienze sovrannaturali, perché questa strada è una strada superiore. Questa strada è la via del Signore. Gesù l'ha aperta attraverso quella croce e continua giorno dopo giorno a essere Lui stesso questa via sulla quale noi possiamo camminare. Lui è il mediatore, Lui è colui che ci porta pace e riconciliazione.
Lui è colui che ci unisce a Dio giorno dopo giorno, è quello che ha fatto un tempo, Lui lo rinnova ogni giorno nella nostra vita. E io ho pensato a lungo durante la giornata di oggi in che modo, con quale esortazione terminare la parola di oggi, ma in realtà non ho nessuna esortazione da farvi. L'unica cosa che voglio fare è glorificare Dio. Voglio glorificare Dio per quello che abbiamo celebrato questa sera, perché un giorno ha mandato suo figlio Gesù Cristo in mezzo a noi. Gesù è sceso tra noi, il Verbo si è fatto carne, trovato esteriormente come uomo, ha deciso di salire su quella croce per noi, e su quella croce il suo sangue è stato versato, e questo sangue che è stato versato ci ha purificato dai nostri peccati affinché potessimo entrare in questa via santa. E su quella croce il suo corpo è stato strappato, diventando così simbolicamente il velo del Tempio che si è strappato in quella sera. Fino a oggi Gesù fa questo nella nostra vita. Lui stesso si è fatto la via sulla quale noi possiamo camminare sicuri per vivere il suo sovrannaturale oggi e l'eternità domani. Io voglio glorificare Dio questa sera per quello che Lui ha fatto per noi. Intendiamo il sacrificio di Gesù per la nostra vita. È solo attraverso di Lui che noi possiamo vivere la salvezza, e giorno dopo giorno benedizioni su benedizioni che si rinnovano nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia, sul nostro oggi, sul nostro domani. È solo attraverso di Lui, perché Lui si è sacrificato aprendo questa strada nuova e vivente fino all'incontro con il Padre. Che Lui possa essere esaltato, glorificato, amato dalla Chiesa, adorato dalla Chiesa, onorato come meglio può, perché tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la forza va al nostro Signore Gesù, per chi Lui è, per ciò che ha fatto per noi, perché senza di Lui noi resteremo ancora ciechi, ma su una via diversa. Oggi noi forse siamo ciechi, oggi forse non abbiamo il pieno intendimento della sua via, ma su questa via possiamo esserci attraverso il prezioso sangue di Cristo, sicuri che Lui ci tende la mano su questa strada, conducendoci sulle sue vie e sui suoi cammini. Gloria a Dio per la sua legge, gloria a Dio per le correzioni che Lui ci dà giorno dopo giorno, perché ci mantengono su questa strada. Gloria a Dio per quello che noi non intendiamo, perché se preghiamo e non riceviamo è perché Lui ha un proposito più alto, ha una missione più alta, ha una benedizione più alta, qualcosa che magari non è per il domani, ma per le generazioni future che arriveranno davanti a noi. Gloria a Dio perché Lui vede al di là di quello che noi possiamo vedere. Gloria a Dio perché anche un tempo ha visto negli occhi di qualcuno qualcosa che noi non potevamo sapere, e attraverso quel qualcuno oggi noi, io e te, siamo qua. Persone che Dio ha innalzato, persone che hanno camminato alla cieca ma che ci hanno portato oggi qua, e che noi possiamo essere nello stesso modo benedizioni per le generazioni future, lasciando la nostra vita nelle mani di Gesù, il Signore, il Re del nostro cuore, il Re dei nostri giorni, colui a cui dobbiamo ogni cosa e colui che dobbiamo seguire con tutto il nostro cuore e la nostra anima, vivendo per Lui ora e sempre. È per questo che voglio onorare e ringraziare e glorificare il nome di Gesù questa sera, che insieme possiamo fare un grande applauso a Lui, ringraziandolo e glorificando il nome del nostro Signore Gesù. Amen, amen. Hai visto il mio cuore rotto, hai versato il tuo oro nelle mie crepe per ricostruirmi, per darmi valore. Nei tuoi occhi non vedi macerie ma terra su cui costruire,
pietra su pietra, mi hai dato una forma migliore. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore e brucia con forza in me. Hai preso tutte le pietre che ti ho lanciato contro e ne hai fatto qualcosa di nuovo. Qua hai messo il mio nome e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia, brucia, brucia. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia, brucia. E ora, e ora, e ora, e ora, oh, versa il fuoco del mio cuore, brucia forza in me, brucia in me. Non ti fermare, non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me, tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare, non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me, tutto l'altare, tutto, ogni, niente può resistere. Non ti fermare, non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me, tutto l'altare, tutto. E ora, e ora, e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo ogni parte del mio cuore, brucia. E ora, e ora, e ora, sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Non ti fermare, non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte, tutto, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare, non, ogni parte, tutto l'altare, ogni mia pietra, niente. Voglio sentire la chiesa. E ora, e ora.
sa, consumo ogni parte del mio cuore e brucia confusa in me e ora versa. Egli mi ama, Egli mi ama. Egli, se tu credi canti insieme a me. Egli mi ama. Egli mi ama, 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 mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Egli ti ama tanto, tanto, tanto. Egli mi ama. Oh, Egli mi ama. Oh, Egli mi ama. Mi ama, mi ama, mi ama, mi ama, mi ama, mi ama, mi ama. Egli mi ama. Mi ama. Oh, mi ama. Mi ama. Oh, Egli mi ama. 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 Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue prezioso di Gesù, per quella via nuova e vivente che Lui ha inaugurato per noi attraverso il velo del Tempio, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con un cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori lavati di quel lavaggio che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Nella Bibbia noi vediamo che esiste un modello ricorrente per arrivare all'incontro con il Padre. Nel Salmo 24 c'è scritto: chi salirà al monte santo del Signore? Chi potrà stare alla sua presenza? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità. Questo è l'uomo che può stare alla presenza del Signore. Abbiamo detto che per entrare in questa via nuova e vivente tutto deve partire dal ravvedimento. E io voglio farti un invito in questo momento. Vorrei che tu potessi ripensare alla tua settimana e vedere cosa in questa settimana ha avuto bisogno di ravvedimento. Cos'è che hai vissuto in questa settimana che a Dio non è piaciuto? Vuoi entrare in questa via nuova e vivente? Vuoi camminare pienamente in Cristo?
comincia a convertire la tua mente, il tuo cuore, il tuo corpo dalle vie che non sono le vie di Dio. Voglio invitarti finché la lode continua a cantare questa lode dichiarando che Dio ci ama e che è sempre disposto a darci una seconda possibilità. Ti invito a fare un momento tra te e Dio. Chiudi i tuoi occhi, abbassa la tua testa, se vuoi in ginocchio, sentiti come ti puoi sentire più libero e cominci a dire: Dio, ho peccato contro il cielo e contro di te. Dio, ho sbagliato, chiedo perdono, voglio tornare a te. Dio, come mi sono comportato non è come tu vuoi, voglio tornare a te. Dio, voglio essere santo, voglio che il peccato non sia nel controllo della mia vita, voglio essere solo tu, esclusivamente tuo. Dio, perdonami dalle mie colpe, riconciliami pienamente con te. Dio, io voglio essere tuo. Fai questa preghiera in questo momento, pensa a dove devi tornare indietro, consegna tutto nelle mani di Dio, chiedi a Lui perdono, essendo certo del perdono che il Padre vuole dare ad ognuno dei Suoi figli e ad ognuno delle Sue figlie, perché Lui ci ama tanto da dare suo Figlio Gesù per te e per me. Senti l'abbraccio del nostro Signore Gesù, del nostro Dio, del nostro Padre, perdonando i tuoi peccati, riconciliandoci a Lui. Senti l'abbraccio del suo amore, un amore eterno, un amore che supera le montagne, un amore che supera ogni ostacolo, un amore che ci raggiunge, un amore che lascia le 99 per venire da noi, un amore più grande di qualsiasi altro amore.
cuore questa sera. Tu sei figlio, tu sei figlia, amato da Dio, amata da Dio. Sì, questo lo possiamo dichiarare, possiamo essere certi, avere ferma fiducia in questo. Il nostro Signore Gesù ha aperto la strada verso il Padre e noi entriamo per essa attraverso il perdono che viene per il suo sangue e la fede in Lui, il Signore e Salvatore della nostra vita. A Lui l'onore, a Lui la gloria, ora e sempre. La tua Chiesa ti onora, Dio, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Perché Lui vive e vive in noi. Amen. Possiamo terminare con un applauso di ringraziamento e di adorazione al nostro Signore Gesù. Stiamo per terminare, se possiamo accendere qualche luce. Dobbiamo festeggiare i nostri compleanni di questa settimana. Chi ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Augusto. Via. Lisi. Qualcun altro? Qualcuno che non è venuto in passato? Tipo la Gabi? È la Gabi, dove è la Gabi? João? João e Gabi? Gabi e João? João! La Gabi! Qualcun altro che si sta nascondendo? Amen. Allora possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita, questo nuovo anno che Dio ha messo davanti a loro. Padre, nel nome di Gesù, mettiamo davanti a Te la vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle qua presenti, dei più grandi, dei più piccini, che qui Tu hai dato un altro anno di vita, Signore, che possa essere un anno pieno della Tua gioia, della Tua allegria, un anno pieno della Tua salute, un anno in cui saranno pienamente benedetti e protetti da Te, un anno in cui la Tua presenza possa essere viva ogni giorno nella loro vita e nel loro cuore. Per questo noi Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida.
Amen, che questa stessa benedizione possa essere con tutta quanta la Chiesa, che l'allegria del nostro Signore sia la nostra forza in questa settimana, che la sua salute, che la pace che viene da Lui possa riempire le nostre case, portando più amore, più unione nelle nostre famiglie, e chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa, e in quanti siamo, noi siamo uno.